quel sogno cos'è? Attorno a noi, qui il sole non ci lascia mai. Se resterà in te, so che mai non ti perderai. Se c'è un motivo tra di noi, so che mi parlerai. Cambio canzone e poi, tra me e la vita quanto tempo c'è. Voglio vivere a colori, colorare il mio destino. Voglio un giorno senza fili che mi muovono le mani. Voglio vivere a colori, colorare il mio destino e rubare un sogno e poi, lo sai, quel sogno cos'è? Adesso invece voglio parlarvi dell'ospite che ci è venuto a trovare qui a bordo dell'astronave. All'UOL abbiamo un politico, un amministratore che ci racconterà come fare diventare la nostra montagna, il nostro vulcano, polo di attrazione turistica e non solo. Con noi l'onorevole Salvo Giuffrida. Buonasera, benvenuto. Grazie per aver accettato il nostro invito, amministratore di lungo corso, già sindaco, oggi deputato regionale. Diciamo che la nostra terra è una terra votata al turismo, ma quando si parla di turismo nel 99% dei casi si pensa al mare. Invece voi state mettendo l'accento sulla montagna, che è un'altra grande risorsa della Sicilia. Sì, ascolti, io ho presentato questo disegno di legge all'Assemblea regionale perché sono memore anche della mia esperienza. Io lavoro sul turismo, sono dirigente del servizio turistico di Nicolosi, pertanto mi veniva anche quanto mai legittimo pensare che il nostro sviluppo turistico della Sicilia passa non solo attraverso il mare, anche attraverso la montagna. Abbiamo questa realtà bellissima che è l'Etna, che purtroppo non viene trascurata tantissimo da quella che sono la normativa. Non esiste una normativa che possa incoraggiare e sostenere tutte quelle che sono le realtà produttive sull'Etna. Esempi ce ne sono tantissimi in Piemonte, in Friuli, Venezia e Giulia, tutto poi in Valle d'Aosta, dove montagna. Tutte queste attività produttive che svolgono praticamente e sono di enorme ricchezza vengono sostenute a livello di contribuzione, a livello di sostegno, e in Sicilia purtroppo non abbiamo un disegno di legge organico che sostenga queste attività. Pertanto, ritenendo che l'Etna è un polo, un momento di attrazione importante per i flussi turistici, è giusto che si dia anche una normativa organica nel settore. È vero, valorizzare la montagna vuol dire valorizzare le comunità montane che fanno parte del territorio, vuol dire quindi dare uno sbocco, e quindi vuol dire incremento economico, incremento turistico alle persone, alle aziende che vivono all'interno di queste comunità montane. Come è stato accolto il disegno legge in assemblea? Ma guardi, io l'ho presentato, ora sarà incardinato nella commissione di merito, pertanto ritengo che sarà accolto bene perché è una novità. Sostanzialmente non possiamo essere secondi alle altre regioni avendo un vulcano come l'Etna, che è il primo e l'unico vulcano attivo in Europa, che è anche sciabile, che ci dà la possibilità di vedere contemporaneamente Taormina e il mare, un'immagine unica che sicuramente altre realtà turistiche non possono vantare. È vero, anche perché talvolta quando poi si parla di Sicilia, fuori dalla nostra meravigliosa isola, e si parla di vulcano, la prima cosa che tutti dicono: ma non avete paura, il vulcano è attivo, la lava, le eruzioni. No, il vulcano è una grande risorsa, il nostro vulcano, come diceva giustamente l'onorevole, è un vulcano sciabile, con delle ambientazioni e con delle location veramente eccezionali. Sì, sì, assolutamente sì, ma non solo per il fatto del vulcano in sé che diciamo erutta e quindi manda lava, e quindi è un fenomeno bellissimo anche dal punto di vista così paesaggistico, ma anche tutto l'ambiente, il parco dell'Etna, tutta questa natura ancora incontaminata che sicuramente serve d'attrazione, che ancora non è stata sfruttata come si deve.
e colgo l'occasione anche perché è giusto che si approvi anche il piano di sviluppo territoriale dell'Etna, che ancora purtroppo non ci ha permesso di sviluppare l'Etna e viverla turisticamente come tante altre realtà. Quindi questo, diciamo, disegno turistico, disegno di legge non serve solo a valorizzare la montagna dal punto di vista solo come Etna, come attività di sci, certo, ma anche come attività naturalistica. Certo, che tra l'altro è davvero che è importante, perché è tutto un contesto che bisogna valorizzare. Ecco, il disegno legge diventa legge, quanto tempo ci vuole? Quando viene incardinato dalla commissione di merito, dà il relativo parere e poi va in assemblea regionale e pertanto poi l'assemblea si dovrà praticamente esprimere, spero entro l'anno sicuramente. A quel punto diventa pensabile ospitare sull'Etna grandi eventi sportivi, di attrazione turistica? Questa è una cosa necessaria, perché come lei ben sa i flussi turistici praticamente hanno non solo per chi visita l'Etna, ma per chi magari la fruisce dal punto di vista sportivo. Le gare di sci che si svolgono, che si realizzano in Valle d'Aosta o nelle altre parti del mondo potrebbe essere anche una meta del circuito bianco, certo, di gare internazionali di grande respiro che purtroppo ancora mancano sull'Etna. E non solo queste di sci alpino ma anche di sci di fondo. Noi abbiamo delle piste da sci di fondo che sono veramente belle, che altre realtà del nord Europa non possono vantare, però non si conoscono. Perché? Perché non siamo riusciti a organizzare delle gare a livello internazionale che ci hanno portato il circuito bianco anche sull'Etna. E che poi diventano veicolo di promozione del nostro territorio. Assolutamente. Lei è un sindaco sportivo? Ero. È un sindaco maratoneta. Sono uno sportivo. E allora la nostra Movida Small Orchestra ha pensato di dedicarle un pezzo cucito su misura. Ascoltiamo allora con attenzione le parole di Movida Small Orchestra. La corsa è la tua grande passione e fai politica con devozione. Già sindaco e poi direttore di questo parco che abbiamo nel cuore, tutti seduti in cima a un paracarro ad ammirare l'atleta che sei. Tra un corridore e l'altro c'è un paesaggio che descriverti non saprei. Quanta strada e che fiatone, marce lunghe e maratone. Ed ogni gara è per te una sfida, è una gran corsa quando c'è Giuffrida. E in politica è lo stesso, se non corri è un insuccesso. A tre mestieri sei stato molto amato, adesso all'Etna ti sei dedicato. Quanta strada e che fiatone, marce lunghe e maratone. Ed ogni gara è per te una sfida, è una gran corsa quando c'è Giuffrida. Brano dedicato ad hoc, complimenti alla Movida, anche perché da sindaco, da amministratore, lei ha fatto corse, maratone, sempre in prima linea, sempre comunque cercando di promozionare il nostro territorio, sì, sempre cercando di promozionare la nostra meravigliosa terra. Sì, io assolutamente, lo sport è uno dei miei principali interessi della mia vita, oltre che la politica. Come vedete sono un tifoso del Catania Calcio dal 1964 e ho fatto anche, oltre che il tennista, ho fatto anche maratoneta, sono stato campione italiano dei sindaci nel 2006. Che bello, che bella questa e cosa. Poi anche nel 2003 sono arrivato settimo a Cirie in Piemonte. Cercando di far conoscere soprattutto il mio paese, perché quella è un'occasione per promozionare il territorio. Fra sindaci si scambiano delle esperienze, anche gli inviti, si creano rapporti, pertanto è stata anche l'occasione con tanti altri colleghi di poter visitare io i loro comuni e loro venire a Tremestieri e visitare il nostro bel territorio, che bello, la nostra bella terra. Mago Peppe, dove sei? Buonasera telecolorissimi, buonasera signor ospite, buonasera. Mago Peppe, la vedo con uno con l'attrezzo quello lì dei dottori, che si chiama l'attrezzo dei dottori, lo stetoscopio. Lo stetoscopio che serve ad a oscurare. Sì,
auscultare. Auscultare, lo stavo dicendo, anche perché per questo gioco ho dovuto rispolverare i miei vecchi giochi d'infanzia, perché è un gioco dove ci servirà... lei giocava al medico e all'infermiera, vecchio maiale. No, in verità noi avevamo una comitiva di maschi. Ma come? E quindi io da bambino giocavo al dottore e al malato, però non giocavamo come pensate voi. Tipo facevamo le gag, io facevo il dottore e loro facevano i pazienti. Che ne so, veniva un mio amico e mi diceva: dottore, ho bisogno di un sedere nuovo. Perché? Perché il mio c'ha un buco. E facciamo le varie gag. Mago, ma lei è cretino proprio. Va. Questo qua ci servirà per il gioco. Allora, innanzitutto come procediamo? Prenda una di queste carte. Bisturi. Allora, vuole prendere quella, la faccia vedere a favore di camera. Prima la guardi lei. Io mi giro. Eccoci qui, la mostriamo a quella telecamera. Perfetto, l'abbiamo vista. Posso girarmi? Sì. Allora, metta la sua carta qui in cima al mazzo. Allora, noi ora disperdiamo la carta e la mettiamo in mezzo. Perfetto. Ora, io prendo questo aggeggio qui e faccio diventare il nostro mazzo di carte una cassaforte. Mago, lei, ma che si è fumato prima di fare questo? Allora, ora è diventato una cassaforte. Lei lo sa quello delle cassaforti che si incontrano per strada e dicono: oh, che combinazione! Questa qua, attenti perché voglio arrivare al gioco. Ho detto combinazione perché ci serve la combinazione. Allora, io metto qua lo stetoscopio, questo qua, insomma. Allora, e comincio a cercare la combinazione per andare a trovare la carta che ha preso il nostro ospite. Allora, combinazione 3, 4, 7, 6, 5, donne il mio vero numero di telefono. Mago. 9, 127. Allora, cosa succede? La cassaforte, ora in teoria, io ho paura di questo gioco, signor ospite, perché si dovrebbe aprire. Si è aperta. E si è aperta. Signor ospite, si è aperta. Si è aperta qua. Ora, se io sono bravo, questa qua è la sua carta. Prenda. Vediamo. Queste sono tutte carte una diversa dall'altra. La facciamo vedere. Lì che carta era quella. Allora sei un bravo mago! È riuscito! Allora, io la ringrazio. Grazie delle colorite. Mago, lei ci lascia a bocca aperta. Io ho visto la mia infanzia infelice. Io ora andrei a giocare a dottore delle colorine. Vediamo se io viene. Arrivederci! Mago Beppe! Grazie ancora, grazie. E allora, onorevole, noi siamo qua una compagnia di bislacchi, però alla fine noi ci divertiamo, ma attraverso questo divertimento cerchiamo di fare passare messaggi importanti, di raccontare cose serie e utili per la nostra terra. Credetemi, questo disegno legge che riguarda le comunità montane, che riguarda la nostra montagna, è un disegno legge e può diventare una legge che può diventare una chiave di volta della nostra terra. Quindi noi ci auguriamo che davvero l'Assemblea la possa approvare, la possa fare diventare legge e allora veramente il nostro vulcano possa venire valorizzato così per come merita. Bene, sono contento, grazie per avermi dato l'occasione, perché è giusto che anche la sensibilità di noi italiani e di noi politici soprattutto lavori in questo senso, perché quando parliamo di sviluppo dell'economia, di crescita della Sicilia, passa anche e soprattutto attraverso il turismo e l'agricoltura. Salvo Giuffrida, è stato con noi, grazie davvero!